Prima cosa, prepara il ripieno, almeno mezza giornata prima. 6 ore prima di preparare l'impasto mettere 2 spicchi d'aglio in una mezza tazzina di olio in modo che l'olio si insaporisca. Fare bollire le patate in abbondante acqua fredda. Scolare le patate e schiacciarle con uno schiacciapatate. La cultura dei culurgiones è strettamente legata alla tradizione culinaria della Sardegna. La preparazione dei culurgiones risale alle antiche tradizioni dei pastori e dei contadini dell'isola, che utilizzavano ingredienti semplici e naturali come le patate, il formaggio pecorino sardo, la menta e l'aglio per creare un piatto sostanzioso e gustoso. Nel corso del tempo, la ricetta dei culurgiones è stata tramandata di generazione in generazione, diventando un simbolo della cucina sarda e un piatto particolarmente apprezzato dai turisti che visitano l'isola. Tritare le foglie di menta e aggiungere alle patate schiacciate. Aggiungere il formaggio pecorino sardo stagionato e il formaggio pecorino fresco grattugiato. Aggiungere l'olio d'oliva insaporito eliminando gli spicchi d'aglio. Mescolare bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Coprire e lasciar riposare il tutto mezza giornata. Preparare la pasta, versare la semola su una spianatoia e formare una fontana al centro. Aggiungere l'acqua tiepida, l'olio extravergine di oliva e il sale. Impastare fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. Oggi, i culurgiones sono un piatto diffuso in tutta la Sardegna, ma conservano ancora le loro radici nell'Ogliastra, dove vengono preparati con cura e attenzione secondo la tradizione. Coprire con un canovaccio e lasciare riposare per circa 30 minuti. La cultura dei culurgiones rappresenta dunque una parte importante del patrimonio culinario e culturale della Sardegna, testimoniando la capacità della popolazione isolana di trasformare ingredienti semplici in piatti deliziosi e ricchi di storia. Riprendere la pasta e stenderla con il matterello o con la macchina per la pasta fino ad ottenere una sfoglia sottile.
Ritagliare dei cerchi di pasta con un coppapasta o con un bicchiere di circa 7 cm di diametro. Preparare delle sfoglie sottili di pasta e, con un tagliapasta o un bicchiere, ritagliare delle sfoglie rotonde. Preparare 4 o 5 sfoglie tonde per volta. Se la pasta diventa dura non chiude a regola d'arte. E in ognuna di esse deponete una porzione di farcia grande quanto una noce. Procedere quindi alla classica chiusura a spiga. Nel frattempo, preparare la salsa. In una padella, far soffriggere la cipolla tritata con un filo di olio extravergine di oliva. Aggiungere i pomodori pelati e lasciare cuocere per circa 15-20 minuti, fino a quando il sugo sarà ben denso. Regolare di sale. Cuocere il culurgiones in abbondante acqua salata in ebollizione, avendo cura di aggiungere un po' di olio d'oliva per evitare che i culurgiones si attacchino tra di loro durante la cottura. Scolarli con una schiumarola una volta che saranno venuti a galla, occorreranno circa 5 minuti. Scolare i culurgiones e condirli con la salsa di pomodoro. Spolverizzare con formaggio pecorino sardo grattugiato. Bella Italia Cooking vi ringrazia per la visione del video. Registratevi ora per non perdere le altre ricette che proponiamo. Clicca sulla campanella per rimanere aggiornato. Grazie a Valeria per la preparazione di questa ricetta.